È mercoledì 29 novembre, buongiorno Sicilia, da Angelo Gagliano e da Emanuela Corsi, buongiorno. E allora stamattina ci occuperemo di infrastrutture e di porti, ma anche di riabilitazione dei detenuti e del recupero della centralità delle parrocchie. Ma intanto c'è la cronaca: la polizia ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 4 presunti esponenti di un clan mafioso accusati dell'omicidio di Alfio Neri, 39 anni, ucciso ad Adrano nel Catanese il 15 agosto del 2008 mentre era a bordo del suo scooter. 2 dei 4 indagati sono anche accusati in concorso di un altro omicidio, quello di Francesco Rosano, 37enne, assassinato il 18 gennaio del 2008 e sempre ad Adrano. Nel corso della giornata, nel corso dei nostri telegiornali, vi aggiorneremo su questa vicenda di cronaca. Intanto torniamo a parlare di immigrazione ed è uno spaccato disumano quello che emerge dai racconti fatti dai migranti che si mettono in viaggio nei cosiddetti viaggi della speranza. Storie terribili di torture, violenze e anche mutilazioni dei genitali raccontate dagli extracomunitari che vengono visitati dalle equip specializzate al Policlinico di Palermo. Vediamo. Torture atroci come la falaca, mutilazioni genitali femminili, stupri, traumi da corpi contundenti, bruciature con mezzi elettrici, ossa fratturate. È uno spaccato assolutamente disumano quello che viene fuori dai racconti degli extracomunitari visitati nell'ambulatorio di valutazione delle persone migranti vittime di violenza intenzionale e tortura che ha sede nell'unità di medicina legale del Policlinico Giaccone di Palermo. Qui i richiedenti asilo si rivolgono all'azienda ospedaliera universitaria per ricevere il riconoscimento dello status di rifugiato. Il target sono i sopravvissuti a tortura, le persone che sono sopravvissute a tortura. Questo vuol dire che quando le persone arrivano qui, a volte minori, adulti, donne, quando arrivano qui presentano una sofferenza grandissima. Quello che vediamo spesso è delle persone che hanno perso il loro essere persona a pezzi, quindi vediamo frammenti di persone distrutti da quello che è successo nei paesi d'origine, da quello che è successo durante il viaggio mentre speravano di trovare una vita migliore. E queste sono le violenze subite dai migranti nei lager libici. Lesività da corpi contundenti, le armi da taglio, lesioni da calore, quindi ustioni, così come energia elettrica, vengono privati del cibo e dell'acqua in condizioni igienico-sanitarie veramente scadenti. Ci sono anche delle metodologie lesive precipue, quali la falaca, che consiste nel urtare ripetutamente le piante dei piedi. E poi le tante mamme che raggiungono l'Europa con figli piccolissimi. Si palpa come sensazione con mano tutta la loro sofferenza e questi bimbi così piccoli che li accompagnano hanno necessità grandissima insieme alle madri di un supporto veramente di grande impegno proprio psicologico. Adesso torniamo a parlare del processo per la strage di Via D'Amelio, in particolare sul depistaggio in corso a Caltanissette. I magistrati trovano 5 nuovi testimoni, prosegue la caccia all'agenda rossa del giudice Borsellino, che dai racconti fu per mesi nella disponibilità dell'ex capo della mobile di Palermo, La Barbera. Via D'Amelio è ancora un mistero e a distanza di 30 anni resta ancora nascosta l'agenda rossa di Paolo Borsellino nelle concitate fasi della strage in cui perse la vita il giudice antimafia. Per questa ragione la procura di Caltanissetta continua a cercare e i magistrati hanno trovato 5 nuovi testimoni di quel pomeriggio. La procura di Caltanissetta lo scorso settembre ha inviato le forze dell'ordine nella casa della moglie e di una delle figlie di Arnaldo La Barbera, che ora risultano indagate per ricettazione aggravata dal favoreggiamento alla mafia, dopo che un testimone vicino alla sua famiglia ha raccontato ai PM che l'agenda rossa del giudice Paolo Borsellino era stata nascosta nella casa dell'ex questore. Il PM Maurizio Bonaccorso, nel corso del processo che si celebra proprio a Caltanissetta dinanzi alla Corte d'Appello sul depistaggio e le indagini della strage del 19 luglio 1992 a Palermo, ha confermato che riguardo alle perquisizioni nell'appartamento dei familiari di La Barbera, le indagini hanno portato a risultati che sono coperti dal segreto. Si tratta di sommarie informazioni di poliziotti, alcuni
dei quali sono stati sentiti soltanto nel 2019, dice il PM. Poliziotti che si sono recati presso il luogo della strage e sostanzialmente ci chiariscono dei punti su quello che accadde con la borsa del dottore Borsellino. Questi poliziotti sono riusciti a fornire spunti nuovi relativamente al passaggio della borsa di Borsellino. Durante le perquisizioni in casa di La Barbera sono stati sequestrati numerosi estratti conto degli anni 90 in cui ci sarebbe traccia di numerosi versamenti di contanti. Il sospetto è che apparati deviati dello Stato possano aver finanziato il depistaggio. E adesso siamo al momento della rassegna stampa regionale, per questo io cedo la linea, do la parola ad Emanuela Corsi. Sì, partiamo proprio da quest'ultimo servizio, Angelo, vediamo come riportano oggi la notizia, questa novità appunto che emerge per quanto riguarda la strage di Via D'Amelio. Partiamo da Repubblica Palermo, ecco a pagina 7, vediamo, anzi leggiamo, depistaggio Borsellino, i PM di Caltanissetta scovano altri 5 testimoni. La borsa era alla mobile. Al processo d'appello per i misteri di Via D'Amelio, depositati verbali delle audizioni di alcuni poliziotti che raccontano cosa accadde dopo l'esplosione. Quel reperto che conteneva appunto l'agenda rossa fu portato a La Barbera, come sentivamo anche nel nostro servizio. Qui c'è anche la foto della strage appunto di Via D'Amelio, dove esplose la bomba che uccise il magistrato Borsellino e 5 agenti della sua scorta. Ancora, restiamo su questa pagina, altri misteri. Nel 1990 anche al padre dell'agente Nino Agostino fu fatta vedere la foto di Scarantino. Andiamo a vedere e a leggere qui appunto al processo depistaggio fa capolino anche un altro dei misteri sempre della squadra mobile di Arnaldo La Barbera. Nel 1990 al papà del poliziotto Nino Agostino fu mostrato un album fotografico per tentare di arrivare all'uomo con la faccia sfregiata che qualche tempo prima del delitto aveva cercato il figlio. Tra quelle foto c'era anche quella di Vincenzo Scarantino, il falso pentito, che poi sarà utilizzato appunto dalla Barbera per le indagini sulla strage Borsellino. A firmare il verbale l'ispettore Maurizio Zerilli. Non è solo l'uomo del 120, non ricordo al processo di primo grado, dice il pubblico ministero Maurizio Bonaccorso, è sempre più l'uomo dei misteri. Qua c'è anche il verbale, viene fotografato, la foto appunto del falso pentito Vincenzo Scarantino. Invece vediamo sulla Sicilia, anche qui la notizia. A pagina 8 i nuovi ricordi dei poliziotti di La Barbera, il processo sul depistaggio a Caltanissetta, 5 agenti in servizio nel 1992 alla squadra mobile di Palermo raccontano alcuni inediti episodi per ricostruire il passaggio della borsa del giudice Borsellino fino alla stanza del super poliziotto. E qui vediamo la foto del capitano Giovanni Arcangeli sul luogo della strage, eccolo qui con la borsa di Borsellino appunto in mano, che oggi abbiamo scoperto, abbiamo saputo che era appunto nelle mani della squadra mobile. Agenda Borsellino, qui siamo alla Gazzetta del Sud, squarci di verità. Caltanissetta, emergono nuovi retroscena sulla scomparsa della preziosa memoria del magistrato. Il procuratore generale Bonaccorso, importanti testimonianze di 5 poliziotti che chiariscono dei punti su cosa accadde appunto con la borsa dopo l'attentato, un mistero che appunto dura da 31 anni, l'agenda scomparsa che Borsellino aveva nella borsa appunto in Via D'Amelio. Qui vediamo una delle tante manifestazioni delle famose agende rosse. Esatto. Ma adesso andiamo a vedere un po' le prime pagine, quindi Repubblica Palermo. Ecco, nel taglio medio appunto la vicenda che riguarda l'agenda di Borsellino, ma l'apertura è questa. Dall'Ars una sberla a Schifani, no ai conti, maggioranza a pezzi. E Rita Dalla Chiesa interviene, plaude a Tajani, niente Cuffariani nelle liste, Forza Italia non vuole voti inquinati. Continua ancora a tenere banco questa vicenda tra appunto i Cuffariani e
invece Forza Italia, questa decisione di Forza Italia di non andare alle europee assieme a Cuffaro, e questa appunto sembra un po' una piccola vendetta, scrive Repubblica Palermo, perché i cuffariani non votano appunto il bilancio consolidato della regione. È stato bocciato ieri all'Arsa, la maggioranza è mancato un voto per fare passare appunto il documento che serve a fare partire le assunzioni. Però la Giunta ha subito riproposto il testo, ma nel centrodestra sale la tensione, racconta Repubblica, e c'è chi addita i 2 deputati della DC presenti in aula ma non votanti, ipotizzando una vendetta appunto contro Schifani per questo no alle liste comuni delle europee. E poi dopo l'inchiesta di Repubblica, dopo Totò piglia tutto, si apre il dibattito. C'è ancora chi cerca un padre padrone e i pacchi di pasta. Altre notizie che riguardano la Sicilia: a Messina l'elezione dopo Cuzzo Crea tocca alla sua vice, e a Messina l'Ateneo non cambia quindi rotta. Il caso navi per le isole, rincari e proteste dai sindaci, SOS al Ministero. Vediamo ancora l'apertura di oggi a pagina 2, maggioranza in fumo, l'Ars che boccia il bilancio con l'ok alle assunzioni. Colpo di scena in aula, il consolidato non passa, poi la Giunta riunisce d'urgenza e lo ripropone, e non votano, come abbiamo visto in prima pagina, 2 DC presenti, e c'è chi dice vendetta contro Schifani per la rottura sulle europee. Vediamo, qui ci sono 2 foto, Gaetano Galvagno nel mirino per non aver rinviato il voto in aula, e l'assessore, il leghista Luca Sammartino, che ha la delega ai rapporti invece con il Parlamento. Aumentano le tariffe, come vedevamo in prima pagina, delle navi per le isole. Ci sono i sindaci di nuovo in rivolta, ci mettono in ginocchio. Siremar comunica che dal 1° dicembre ritoccherà del 20% i prezzi per passeggeri, auto e mezzi commerciali. Un altro rincaro del 10% è previsto invece per febbraio. Le corse aggiuntive a carico della regione intanto non sono state aggiudicate. Questa è la situazione per le isole minori, insomma, che abbiamo visto da tempo, faticano proprio per i collegamenti. E poi la manifestazione a Messina, Sicilia e Calabria si mobilitano contro il ponte sullo Stretto, obiettivo 10.000 partecipanti, la manifestazione è prevista per il 2 dicembre, da piazza Cairoli partirà appunto questo corteo. Abbiamo ricevuto adesioni da tutta Italia. Polemica a distanza tra Matteo Salvini poi e i partiti di opposizione su questa grande infrastruttura fortemente voluta appunto dal vice premier. La Sicilia di oggi, vediamo cosa ci propone. Intanto Turetta piange, l'ho uccisa io, la morte di Giulia, il ragazzo non risponde al GIP ma vuole pagare per il suo gesto, e mentre si continua a parlare della morte appunto di Giulia Cecchettin, però ieri altre 2 morti. Salsomaggiore uccide la moglie con una mazza, 67enne fermato da una carabiniera. A Palermo invece altra storia, non è un caso di femminicidio, accusato di sessismo da 3 studentesse, un professore universitario andrà davanti al Consiglio. L'altro tema di oggi, bollette bollenti, fotonotizia, il ministro Salvini chiede la proroga del mercato tutelato e il governo salva le pensioni di vecchiaia della pubblica amministrazione. Questo è uno dei temi che troveremo oggi in apertura su tanti quotidiani, cioè questo anche dello scontro all'interno della maggioranza con Salvini che dice proroghiamo il mercato tutelato. Ma intanto andiamo a vedere il resto della prima pagina. Schifani per quanto riguarda il processo Montante bis, vediamo nel taglio alto, Schifani prescrizione vicina, countdown sull'associazione, così è quasi fuori dal tunnel. Un altro processo, appunto il processo sul depistaggio, che abbiamo già visto, abbiamo già letto la pagina, ma qui il richiamo in prima pagina, Borsellino, così la borsa finì nella stanza di La Barbera, i nuovi ricordi dei poliziotti, e si continua a parlare del bambino Miele, ribattezzato così il bimbo abbandonato, lasciate che Miele resti con la mamma e il papà, sabato ci sarà un corteo a Catania.
Regione, consolidato, bocciato, maggioranza a pezzi e Forza e Fratelli d'Italia torna alla carica sulla famosa norma salva ineleggibili che poi fu bocciata, però a quanto pare ci riprovano. Energia, È Fratelli d'Italia che ripropone questa... Che ripropone, sì, anche perché ci sono 4 in tutto i deputati in ballo, di cui 3 dovrebbero essere proprio di Fratelli d'Italia. Energia, via libera dell'Unione Europea al finanziamento della connessione tra Sicilia e Tunisia. Ancora vediamo in alto, fa tappa domani e il 1° dicembre a Messina il nuovo tour di Luciano Ligabue. A Catania gli sparano alla coscia, c'è un giallo a Trappeto Nord, mentre sempre a Catania un uomo che si è lanciato dal balcone è stato salvato da un albero. A Mascalucia donna investita e caccia al pirata. Andiamo a vedere questa notizia di questo bimbo miele, corteo per miele sabato a Catania, il bimbo che era stato abbandonato a Ragusa dai genitori naturali, in realtà dal padre, raccolte oltre 38.000 firme sul portale change.org dopo che la Corte d'Appello ha disposto appunto la restituzione del piccolo alla madre naturale. Quindi giorno 2 questo corteo, questa mobilitazione per restituire, per lasciare questo bambino con i genitori affidatari. E poi la prima pagina di Catania, vediamo se ok, invece CGIL, la raccolta rifiuti non funziona, questa è la denuncia. Dossier della CGIL che analizza le cause del disservizio e sollecita un confronto con il sindaco trantino. L'orario lavorativo non è sufficiente a soddisfare il fabbisogno reale, soprattutto per quanto riguarda il lotto centro, che è quello più grande, no? Quello più grande, dove la differenziata tra l'altro è partita anche in ritardo rispetto al resto della città. E poi c'è una notizia che riguarda sempre Catania. Attraverso un ponteggio entra in una stanza di hotel e ruba 6.200 euro ad una cliente che dormiva. Individuato e denunciato dai carabinieri grazie alle telecamere di videosorveglianza un uomo la cui specialità erano i furti negli appartamenti e negli alberghi. Quindi si è confermato, diciamo, esperto in questo campo. In questo caso. Ha utilizzato un ponteggio per entrare nella camera d'albergo e rubare appunto 6.200 euro. Giornale di Sicilia. Vediamo velocemente 1 miliardo, ultima chiamata. A Palazzo d'Orléans la lettera senza appello dell'Unione Europea, salvi i contributi alle famiglie per il caro bolletta e il budget per i vaccini anti-Covid, però ci sono dei fondi europei che devono essere spesi velocemente, altrimenti la Regione li perde. Bruxelles non aspetterà oltre 33 giorni in tutto per spendere i fondi europei ancora inutilizzati, oppure la Regione dovrà dire loro addio. In ballo soprattutto il bonus energia e i sostegni IRFIS alle imprese. Vediamo la fotonotizia dedicata ai 2 giovani, Chiara Cecchettin e l'ex fidanzato Turetta. Turetta: sì, ho ucciso Giulia, l'ammissione all'interrogatorio. E ancora vediamo la Gazzetta del Sud che apre con il nuovo rettore, un rettore donna, Giovanna Spatari, prima rettrice. L'Università di Messina elegge la guida del dopo Cuzzo Crea e in Sicilia l'Ermellino si tinge di rosa, superato di 69 voti Michele Limusani, decisivo l'accordo con Moschella. Va bene, allora ci fermiamo qui per questo primo segmento di rassegna stampa. Fra poco saremo di nuovo insieme e sempre con Emanuela, stavolta però leggeremo le pagine dei quotidiani generalisti e anche politici sui fatti più importanti, non solo italiani ma anche internazionali. Restate con noi. Rieccoci in studio per Buongiorno Sicilia e andiamo subito di nuovo da Emanuela Corsi per la rassegna stampa nazionale. Sì, partiamo dal Corriere della Sera. Allora, il titolo di oggi è questo: corretto valutare i PM. Intervista con Nordio che dice i test psicoattitudinali non vedrei lo scandalo, le tensioni sulle nuove regole. Intanto c'è ancora il caso Crosetto.
le sue parole contro l'ANM e poi la risposta appunto del Presidente, telefonata tra il Ministro e appunto il Presidente dell'ANM Santa Lucia. Andiamo a vedere, resta alta la tensione tra governo e magistrati sia per il caso Crosetto appunto sia per le riforme della giustizia. Il Ministro Nordio dice corretto valutare i PM e i test psicoattitudinali non sono uno scandalo, vediamo tra poco di cosa si tratta. E poi l'analisi giustizia, la corsa ad ostacoli della riforma. Ancora notizie per quanto riguarda il nostro paese, il via libera di Bruxelles, arriva la quarta rata del PNRR, dall'Unione Europea altri 16,5 miliardi, il piano per la sanità, enti locali e asili, pensioni, niente tagli per chi lascia a 67 anni. A centropagina nel taglio medio c'è la fotonotizia appunto sul femminicidio di Giulia Cecchettin. L'interrogatorio di Filippo non ha mai pronunciato il nome di Giulia, però ha detto sì, l'ho uccisa e ora voglio pagare. Altra notizia di oggi che troviamo in apertura su tanti quotidiani, l'Expo 2030 alla fine va a Riyadh, all'Arabia Saudita. Diciamo che non è andato bene per Roma. No, non è andata per niente bene, infatti tanti sono gli attacchi perché Roma si classifica ultima, erano 3 praticamente le città in lizza, Riyadh, poi c'era la Corea del Sud e poi appunto Roma, solo con 17 voti è successo qualcosa. Cifre inattese e il nostro ambasciatore dice non ho prove. E poi cosa c'è dietro la vittoria dell'Arabia Saudita? Le ombre ma anche altro. Oggi si parla tanto di questo tema, ma intanto andiamo a vedere queste polemiche sulla riforma della giustizia. Il test psicoattitudinale non è uno scandalo, ma il tema è delicatissimo, sono le parole del ministro Nordio. Io e Guido, sarebbe Crosetto, in consonanza condivido la sua preoccupazione. Allora, la situazione. L'esame, il test psicoattitudinale è un po' uno scioglilingua questa mattina per appunto i PM. Questo esame è già previsto per la polizia giudiziaria e i PM sono i capi, queste sono le parole e diciamo anche le argomentazioni del ministro Di Nordio. Il confronto bisogna discuterne con pacatezza e con le interlocuzioni del CSM e degli ordini forensi. Le ferite non si sono mai rimarginate, le ferite aperte dopo il caso Palamara. E poi il preconsiglio, divisioni nel preconsiglio, io non c'ero, i ministri non partecipano, sempre dei virgolettati di Nordio, le norme, riforma bloccata dalla Premier, fake news e al Senato, quindi non dipende più da me. La riforma, il 15 giugno il CDM ha approvato il decreto Nordio di riforma della giustizia che contiene modifiche al codice penale, di procedura penale e all'ordinamento giudiziario. Il decreto limita l'ambito di applicazione del traffico di influenze alle condotte gravi, abroga il reato di abuso di ufficio e vieta la pubblicazione di intercettazioni non incluse nella motivazione di un provvedimento. Il 19 luglio Mattarella ha autorizzato la presentazione alle Camere appunto di questo testo che adesso è al Senato in Commissione Giustizia, ma un testo che ancora continua a tenere vivo il dibattito politico. È un disegno di legge molto divisivo evidentemente e quindi forse, immaginiamo, si prende tempo prima di portarlo proprio all'esame dell'Aula, vedremo. Poi il premierato, l'ex presidente della Consulta Cartabia dice il premierato incide sul Quirinale, si parla anche di questo, ma uno dei temi chiaramente di oggi e di questi giorni è sempre quello del femminicidio di Giulia. Filippo parla ma non spiega, l'ho uccisa, voglio pagare. Con il GIP non nomina mai Giulia, piange al rientro in cella e intanto si lavora sul telefono della vittima. Ma dicevamo non si fermano i femminicidi.
89 donne uccise dall'inizio dell'anno ad oggi. In Italia sono stati già commessi 89 femminicidi. Poi questo è un dato molto discordante, perché c'è chi dice che siano di più. Comunque sono veramente tanti e sono dei numeri che continuano a crescere nonostante questa presa di coscienza di massa appunto degli italiani che sono scesi in piazza. E qui c'è un altro caso: accoltella a morte la moglie davanti ai figli. Ad Andria la donna aveva 42 anni. E poi c'è stato un altro femminicidio a Parma con la mazza da cricket, quindi è un bollettino veramente di guerra che ogni giorno purtroppo aumenta. Ha una cadenza quotidiana. Una cadenza quotidiana, soltanto ieri 2 femminicidi. Ma torniamo appunto a Giulia Cecchettin. C'è ancora questa notizia, i timori dei Cecchettin su Filippo: vuole fingersi pazzo, vedrà i nostri periti. Venezia, i legali, gli va contestato anche lo stalking. E qui vediamo appunto il padre con le 2 figlie, una delle quali purtroppo è scomparsa proprio per colpa di Filippo Turetta. Ma andiamo anche a vedere Repubblica. A proposito di questo, di fingersi pazzo, questi timori appunto della famiglia della vittima. Il primo interrogatorio in Italia, la versione di Filippo: giusto che io paghi, ma prima devo capire cosa è scattato in me. Quindi diciamo, queste sono le prime dichiarazioni che lasciano anche, aprono anzi a dei dubbi. Quindi ha fatto delle dichiarazioni spontanee e poi però a un certo punto non è andato più avanti. Come? Ha fatto dichiarazioni spontanee e poi non è andato più avanti. Non è andato più avanti e cerca di capire lui stesso come mai, appunto, cosa gli è successo per arrivare a questo gesto. Si è rifiutato di rispondere, ma ha fatto dichiarazioni spontanee. Sono affranto, fin dall'inizio volevo consegnarmi e farmi arrestare. Anche su questo ci sono chiaramente molti dubbi, perché la fuga poi è durata diversi giorni, era stata anche abbastanza pianificata, perché insomma non era partito proprio così con le chiavi dell'auto, ma con dei soldi e tra l'altro c'era anche già un percorso che lui aveva studiato prima di anche commettere. Se per la verità non aveva tanto dietro, quindi non aveva grandi possibilità. No, però c'era già un percorso di fuga che era stato studiato. Comunque poi ci sarà chi chiaramente si occuperà di questo e arriverà alla verità. Ad Andria il femminicidio di ieri, scriveva: donne, alziamo la voce, e il marito 2 giorni dopo la uccide a coltellate davanti ai figli. Questa è la vittima, Vincenza Angrisano, 42 anni, lavorava ed era madre di 2 figli. E poi a Salsomaggiore, colpi di mazza da cricket alla moglie, una carabiniera cerca di salvarla ma era una furia, non si è fermato. Qui per esempio Repubblica parla di 109 omicidi dall'inizio appunto del 2023. Poi, omicidi di donne, chiaramente. Sì, di femminicidi. Vediamo anche l'intervista a Parisi. Parisi che dice, l'intervista al premio Nobel per la fisica: Giulia uccisa come Ipazia, tutte e 2 vittime del patriarcato, fa questo parallelismo. Quella mentalità purtroppo resiste ancora oggi, lo vediamo dai tanti femminicidi. E poi lui ancora dice: alla manifestazione di sabato contro la violenza è andato anche il mio nipotino. Andiamo alla prima pagina di Repubblica invece adesso, che apre non con il femminicidio ma con la bagarre appunto sulle bollette. Salvini che attacca Fitto, la maggioranza si divide sull'obbligo di passare al mercato libero, Schlein parla di una tassa Meloni, il leghista invece apre le porte all'ultradestra europea. Domenica a Firenze ci sarà un raduno con i sovranisti Wilders, Le Pen e Weidel. Ancora gli ex presidenti della Consulta contro il premierato è eversivo. Questo è tutto il sommario che fa oggi Repubblica. Vediamo a centropagina invece la fotonotizia dedicata a Roma umiliata, scrive Repubblica: Expo 2030 va a Riyadh, Busan è seconda con 29 voti, invece l'Italia è terza con solo 17 voti. L'analisi, capitale e paese, oggi in declino l'articolo di Corrado Augias.
gas. La questione dei femminicidi la troviamo invece qua di spalla. Turetta è giusto che io paghi, sono affranto, altre 2 donne uccise appunto ad Andria Salsomaggiore. Il patriarcato vive nella connivenza e nel silenzio di tutti. Nel taglio basso, migranti, il Niger sfida l'Unione Europea e abroga la legge sulla tratta di uomini. In Medio Oriente il piano di Bin Laden, Presidente degli Stati Uniti. Una lunga tregua per fermare la guerra. E poi Champions League, il Milan travolto dal Borussia, perde 1-3, vince invece la Lazio. Bollette, l'apertura di oggi, Salvini contro Fitto, un errore, il mercato libero, il ministro per il Sud, polemica paradossale, era nella legge concorrenza e tra gli obiettivi del PNRR, ma non esclude correttivi. La Lega chiede di riaprire il negoziato con l'Unione Europea, Schlein senza più tutele, 5 milioni di famiglie e una tassa Meloni. Le parole di Salvini, conto che con il dialogo si riesca a rimediare a un errore che ci siamo trovati sul tavolo, e Fitto che dice: ho parlato con Salvini, ci si poteva accorgere prima di effetti non condivisibili. Ancora la Schlein, mi chiedo dove fosse Salvini ieri durante il Consiglio dei Ministri che ha deciso di non prorogare il mercato tutelato. Questi sono i 3 attori di questa polemica, che troviamo come apertura anche su Avvenire. Tutele che dividono, scrive: il governo difende la fine del mercato protetto dell'energia, critiche dal PD e pure da Salvini, confronto con i sindacati sulle pensioni, tagli ammorbiditi, arriva la 4ª rata del PNRR, poi migliorano i rapporti con l'Unione Europea, ma si apre un fronte interno. CISL, bene il vertice, CGIL e UIL dicono non basta. C'è il tempo per un'ultima prima pagina? Vediamo Libero, rissa sulle utenze, ecco tutta la verità sui rincari in bolletta, stop al mercato tutelato dell'energia, la sinistra attacca il governo, ma è stato Gentiloni nel 2017 a fare scattare la tagliola per i cittadini. Ne vediamo ancora uno? Vediamo un altro titolo. Ancora un titolo, vediamo Ellis memorata, ecco il tempo, proprio per quanto riguarda il caro bollette. Schlein attacca il Premier sul mercato tutelato e una tassa Meloni, ma dimentica che lo stop fu votato dal PD durante i governi Conte e Draghi. Insomma, su questo tema si discuterà ancora tanto, anche se ormai la scadenza è vicina, è imminente, a gennaio per il gas, aprile per l'energia elettrica. Vedremo se ci saranno dei correttivi. Soprattutto ne discuteranno tanto le famiglie quando si vedranno recapitare queste bollette. Proprio così. Allora ci fermiamo, breve sosta e poi il primo dei nostri ospiti sarà con noi Francesco Di Sarcina, che è il presidente dell'autorità portuale della Sicilia orientale. A fra pochissimo. Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un mercoledì con tempo in miglioramento sul nostro territorio. Ritorneranno infatti ampi spazi di cielo sereno, solo un po' di residua variabilità sul basso Tirreno e aumento della copertura nuvolosa in serata, preludio di un peggioramento nella giornata di giovedì per il centro-nord. Vediamo ora nel dettaglio la Sicilia, giornata di mercoledì variabile con alternanza tra sole e nubi e qualche residuo fenomeno che potrà interessare il Messinese. La ventilazione è sostenuta con mari localmente mossi e specialmente al largo, temperature che si manterranno pressoché stazionarie. Nella giornata di giovedì ancora condizioni di variabilità, con cieli sereni o parzialmente nuvolosi, qualche nuvola in più potrà insistere sui settori interni a ridosso dei rilievi. La ventilazione ancora a tratti sostenuta con mari da poco mossi a localmente mossi e specialmente al largo. Temperature massime in aumento, valori infatti che potranno anche sfiorare i 22-23 gradi. Dettagli maggiori ed approfondimenti come sempre sull'app di Trebi Meteo. Abbiamo tagliato le verdure e le abbiamo messe qua. Fai assaggiare un goccettino, ma che bontà, ma che bontà, ma che cosa qua? Ma che tutti i giorni su Antenna Sicilia. questa roba qua.
Allora, tutti i giorni, prima del TG delle 13:30, quindi alle 13 e poi la sera alle 19:30 su Antenna Sicilia, c'è chi la vuole cotta. Primo dei nostri ospiti già annunciato, con noi in studio Francesco Di Sarcina, che è presidente dell'autorità portuale della Sicilia orientale. Esatto. Vogliamo dire che cosa significa Sicilia orientale? Non è soltanto Catania. No, è proprio Sicilia orientale, ma non tutta, ma è, diciamo, è quella parte di Sicilia orientale che va da Catania fino giù a Pozzallo. Al momento escludendo Siracusa, che è fuori dalla circoscrizione perché è un porto regionale, però comprende Catania, Augusta, che peraltro è porto core, quindi è nella rete SCAMMED dei corridoi europei, transeuropei, e ha un ruolo, diciamo, rilevante, e poi c'è Pozzallo, che è l'interfaccia con Malta, quindi è un sistema a 3 stelle, a 3 punte, una stella a 3 punte che guarda ai mercati con molta attenzione. E questi mercati che feedback ci restituiscono, nel senso che la nostra Sicilia nel Mediterraneo ha un ruolo fondamentale e importante, poi le comunicazioni e quindi il trasporto via mare, non solo delle merci ma anche delle persone, perché c'è il turismo da considerare. L'Italia, diciamo che in questo segmento, diciamo, dei trasporti è messa abbastanza bene, però si può fare molto di più. E allora che cosa ci apprestiamo a fare? Ma guardi, le do un dato indicativo. L'Italia è il paese che ha più porti di tutto il resto dell'Europa, per dire come siamo praticamente affacciati sul mare. Ma questi nostri porti sono all'altezza? Sono tutti porti medio-piccoli, a differenza dei porti europei, quindi hanno bisogno di mettersi insieme per raggiungere certi risultati. Quello che stiamo vedendo, che cos'è? Un rendering? Questo che stiamo vedendo è un rendering che riguarda la futura stazione marittima del porto di Catania. Noi abbiamo bisogno di rilanciare il crocierismo e di rilanciare il waterfront. Catania deve recuperare delle posizioni, stiamo facendo del lavoro insieme al terminalista e abbiamo in programma di realizzare questa stazione marittima, che è una stazione che abbiamo presentato a Taranto ad ottobre, e proprio per testimoniare quanto siamo interessati al comparto del crocierismo abbiamo ottenuto che nel 2025 l'Italian Cruise Day, che è la massima manifestazione nazionale nel mondo delle crociere, sarà celebrata a Catania, e questo secondo noi è un grande risultato, perché arriveranno quei 2 giorni, arriveranno praticamente tutti coloro i quali hanno qualcosa da dire sulle crociere in Italia e in Europa. Stiamo vedendo queste immagini che sono una proiezione nel futuro, un futuro quanto lontano rispetto, diciamo, ai nostri giorni, e che tipo di investimenti serve anche per poter realizzare quello che stiamo vedendo. Questa stazione marittima è una stazione di 5.000 metri quadrati, a mio giudizio molto bella, molto aperta, con degli spazi assolutamente adeguati alle nostre necessità, ed è una stazione che costa 14 milioni di euro circa. Noi stiamo facendo in questo momento una gara complessa, particolare, che abbiamo studiato con grande attenzione anche sul piano giuridico, che dovrebbe assegnare praticamente, fra le altre cose, anche la costruzione di questa stazione marittima, che sarà costruita a carico di privati per il 55% e a carico del pubblico per il 45%, quindi avrà un costo per le casse nostre molto sostenibile, molto basso, e noi ci auguriamo di poter iniziare la costruzione tra il 25 e il 26, quindi abbastanza breve. Dobbiamo ovviamente fare delle attività prima che richiedono del tempo, c'è la burocrazia da rispettare, tutto il resto, però diciamo contiamo, perlomeno abbiamo questo obiettivo, ed è un obiettivo importante, perché noi quest'anno con le crociere siamo passati da uno storico di 150-170 mila passeggeri annui a 240.000 passeggeri annui, e devo dire grazie anche al terminalista che è Global Ports, quindi è una realtà abbastanza importante, che dopo una fase in cui abbiamo avuto qualche, diciamo, difficoltà di rapporto, poi francamente si è messa nel verso giusto e ha ottenuto degli ottimi risultati, e ci aspettiamo meglio anche per l'anno prossimo. Allora, lei ci ha dato dei numeri per quanto riguarda, diciamo, il settore delle crociere, il turismo, diciamo, crocieristico. A quanto possiamo puntare con un terminal di quel tipo? Il mio obiettivo, e l'obiettivo ragionevole per Catania, è almeno 500.000 passeggeri annui, che significa un raddoppio di quelli attuali, quindi ci sta nelle cose, ma significa anche organizzare i servizi per bene. Per questo noi stiamo lavorando moltissimo ai servizi, perché è una cosa che sembra banale, ma non lo è per niente. I porti funzionano se ci sono i servizi adeguati. Devo dire, da questo punto di vista, né Augusta né Catania, in certo senso anche Pozzallo, anche se più piccolino, sono al momento adeguati, ma ci si lavora senza problemi. Questo sul piano delle crociere, quindi del turismo. Chiaramente le merci sono anche importanti. Certo. Con un porto di questo tipo
la città di Catania che tipo di benefici potrà ricevere da un punto di vista anche economico, no? Sicuramente. Allora, il porto di Catania è direi specializzato in due cose, diciamocelo sinceramente. È specializzato appunto in crociere, può essere specializzato in crociere e lo è senz'altro, e poi ha un grande futuro per i traghetti, perché effettivamente diciamo, le industrie catanesi, le fabbriche della piana di Catania, le industrie della fabbrica di Catania e il contesto generale chiedono il trasporto delle merci in ingresso e in uscita in modalità traghetto, e non è un caso che il porto di Catania ha tantissimi semimorchi e tantissimi traghetti. La cosa che ci sembrava opportuno fare era rafforzare questo settore ed eliminarne un altro che a nostro giudizio crea delle interferenze, cioè i containers. Tant'è vero che abbiamo negli scorsi giorni firmato le atti necessarie e nel primo trimestre dell'anno prossimo i containers saranno trasferiti ad Augusta. Questo ovviamente dà un grande respiro al porto di Catania, ma non è un respiro che ci serve per liberare spazi per non fare nulla, ci serve a liberare spazi per potenziare il settore dei traghetti e ovviamente il settore delle crociere. Io mi auguro che a breve, concludo subito, mi auguro che a breve, quindi già a metà dell'anno prossimo 2024, possiamo raggiungere tutti assieme un importante traguardo, cioè la avvenuta completa riparazione della Darsena Traghetti, che ricordo a tutti è purtroppo a mezzo servizio a causa di danni che si sono verificati anni fa. Io le volevo chiedere, ci proiettiamo anche al 2024, che è l'anno della ZES unica, certo, e che è un'area geografica che riguarda il sud Italia, sì. E in questo contesto avere, magari non da subito, ma prima possibile, un porto di queste dimensioni consentirebbe l'incremento certamente di un volume di traffico merci, e consentirebbe insomma a Catania, alla Sicilia orientale, per quelli che sono i porti coinvolti, dei grandi benefici economicamente. Perché si traduce tutto in economia. Noi stiamo facendo fare uno studio, peraltro da Ambrosetti, che è un qualificatissimo istituto, stiamo facendo fare uno studio su quello che sarà l'impatto che il nuovo piano regolatore portuale che stiamo per definire e che presenteremo alla città avrà sul PIL di Catania e del circondario di Catania, diciamo del territorio attorno a Catania, perché noi crediamo fermamente che accanto al waterfront, accanto alle crociere, che sono, sappiamo bene il bisogno e il desiderio della cittadinanza, e che noi vogliamo assolutamente fare, e lo abbiamo detto prima e lo faremo senz'altro, un po' seguendo il modello Palermo, ovviamente, anche se abbiamo qualche anno da recuperare, e lo faremo senza dubbio. Però noi siamo assolutamente convinti che i porti commerciali siano una ricchezza per la città sotto il profilo proprio della capacità che hanno di generare lavoro e occupazione. A proposito di occupazione, io le volevo chiedere, siamo quasi in chiusura del nostro spazio, che tipo di prospettive ci sono? Perché una infrastruttura di questo genere avrà bisogno chiaramente di personale specializzato. Certo. Sappiamo che ci sono anche degli ex dipendenti, lavoratori dei porti che magari puntano, sperano di poter essere riassorbiti una volta che l'opera sarà conclusa. Assolutamente sì, infatti il bando che abbiamo pubblicato risolverà anche il problema degli ex occupati, perché nelle assunzioni che saranno fatte in conseguenza dell'affidamento dei servizi di interesse generale di Augusta e di Catania e anche della costruzione della stazione marittima, c'è proprio una clausola sociale dedicata a loro, quindi loro potranno tornare a lavorare appena si completerà questo bando, che è un bando urgente anche per questo. Quindi e non è solo quello, chiaramente. Dopo la tempistica possiamo dare delle indicazioni? Il bando scade a dicembre e dopodiché ci saranno i tempi ovviamente per esaminare gli atti e da fare le aggiudicazioni. Io direi il primo trimestre dell'anno prossimo, se non ci sono disturbi di nessun genere, riusciremo ad arrivare a questo risultato importante e dare uno stipendio alle persone. Un'ultima osservazione, un'ultima notazione, quindi lavori per il 25-27 grosso modo abbiamo detto. Direi di sì. E la ultimazione dell'opera invece? Ma questa è un'opera che ora bisognerà vedere il progetto esecutivo, ma ad occhio è un'opera che si fa in 1 anno e mezzo. Quindi in tempi relativamente brevi? Tra l'altro deve essere anticipata o comunque fatta contestualmente alla rettifica della banchina, perché sennò le navi non ci entrano, perché il nostro porto purtroppo è caratterizzato da banchine non sempre adeguate come lunghezza e dobbiamo rettificarle per questo, per riuscire a unire 2 piccole banchine e farne diventare una grande, che sia adeguata a quelle navi che ora solcano i mari. Allora, buon lavoro alla dottore Di Sarcina, perché il lavoro da fare è tanto. Tantissimo. Tantissimo, però... Poi c'è anche Augusto e Pozzallo, quindi moltiplicato per 3. Diciamo. Quindi diciamo, e anche da quelle parti si provvederà a fare diciamo degli interventi di innovazione? Assolutamente sì, abbiamo, guardi, le dico solo un dato, io sono qui da 1 anno e mezzo, noi in 1 anno e mezzo abbiamo investito
investito 250 milioni di euro. Ci sono cantieri che sono o partiti o stanno per partire tra Augusta e Catania e ne partiranno anche a Pozzallo. Al momento per 240, ora non ricordo bene, 240-250 milioni di euro facendo la somma dei singoli pezzi, e ci abbiamo ancora da appaltare circa 60 milioni, ci abbiamo da elettrificare le banchine, abbiamo da fare lavori immani e poi ci deve aiutare il privato, perché soprattutto sul waterfront di Catania, che secondo me diventerà altrettanto bello, se non di più, mi permetto e mi azzardo di dire, di quello che abilmente è stato fatto dai colleghi di Palermo. Sul waterfront di Catania si potranno dispiegare energie economiche e occupazionali straordinarie se faremo un buon lavoro tutti quanti. E il PNRR in tutto questo vi dà una mano? Ce la dà come il metano, sì, ce la dà perché 90 milioni di euro per elettrificare le banchine vengono da lì. La riparazione della diga foranea di Catania e la riapertura successiva con la passeggiata, come abbiamo visto nel video, viene da un finanziamento di 75 milioni di PNRR, quindi ci ha aiutato e ci aiuta assolutamente sì. Buon lavoro allora, dottore Di Sarcina, ce n'è tanto di lavoro da fare. Grazie per essere stato questa mattina con noi a Buongiorno Sicilia. Ci fermiamo, fra poco parleremo d'altro, parleremo della riabilitazione dei detenuti, il reinserimento nel mondo del lavoro, lo faremo con degli ospiti in studio. Restate con noi. Eccoci, siamo di nuovo in diretta a Buongiorno Sicilia, due gli ospiti in studio, c'è Carmelo Belfiore che è il presidente dell'ESAC, cioè l'ente scuola edile di Catania, e Rosario Fresta invece che è il presidente dell'ANCE, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili di Catania. Il vostro è un progetto nobile, è un progetto importante, sociale, che vuole dare una mano nella fase di reinserimento dei detenuti nel mondo del lavoro. È chiaro che non è un'operazione facile, non è un'operazione semplice. Immagino che servono delle convenzioni per poter poi portare avanti il progetto. Parlo con tanto Rosario Fresta. Sì, buongiorno. È un messaggio importante da un punto di vista sociale. Insomma, noi come ANCE Catania stiamo sempre molto attenti e devo dire ci impegniamo molto su questo fronte. Questo del progetto del reinserimento dei detenuti che abbiamo stipulato è stato un protocollo d'intesa con due associazioni, a dire la verità, questa con Difesa e Giustizia e un'altra con la Casa Livatino, mira a dare una seconda possibilità, ed è questo il messaggio che ci piace, insomma, alle persone che hanno problemi, misure particolari di detenzione o arresti domiciliari. Non sono tutti i detenuti che possono partecipare a questo progetto. Naturalmente il ruolo dell'associazione è quello di fare una scrematura e di selezionare, insomma, queste persone che possono essere segnalate a noi, e noi poi cerchiamo di metterle in contatto con le nostre imprese per provare a reinserirle nel mondo del lavoro. Volevo chiedere invece a Carmelo Belfiore il vostro ruolo, perché è chiaro che formate delle maestranze. Sì, l'ente scuola edile Catania è un ente bilaterale del sistema edilizia, rappresentato dalla parte sindacale, perciò dalla Filea, CISL, CGL, WIL, e la parte datoriale rappresentata da ANCE Catania. Nella mission e nello statuto dell'ente scuola è quello di orientare, formare, fare percorsi di formazione i lavoratori del settore edilizia e orientarli al lavoro. In questo caso, con questo esperimento e queste convenzioni che abbiamo già stipulato con questa associazione Giustizia e Difesa, stiamo cercando di dare una seconda possibilità a dei soggetti che nella vita hanno sbagliato e con il nostro orientamento e la formazione che possono dare i nostri docenti e la nostra struttura, inserirli nel mondo reale, nel mondo del lavoro, dargli una possibilità di inserimento nella società. Le mission civile. Però sono diverse, no? Nel senso che l'ente scuola va a formare
e alla fine rilascerà una certificazione, no? Noi rilasciamo gli attestati sia per quanto riguarda la sicurezza, che sono i corsi base sulla sicurezza, sia sulle varie professioni, delle varie tipologie di lavoro che stanno affrontate sempre nel mondo dell'edilizia, e poi tramite il sistema ANCE andremo eventualmente quelli formati, che si sono formati e hanno gli attestati e possono avere la possibilità di collocarsi nelle imprese, segnalarle attraverso l'ANCE alle nostre associate. E allora l'ANCE, da una parte c'è la formazione, dall'altra parte l'ANCE si limita soltanto alla segnalazione delle persone che possono poi arrivare in un cantiere? Noi cerchiamo di sensibilizzare le nostre imprese associate che devo dire hanno bisogno di risorse umane. Oggi insomma c'è una forte richiesta di manodopera, cerchiamo di sensibilizzarle e nel accompagnare queste persone insomma all'interno delle nostre imprese. Devo dire che abbiamo fatto qualche esperienza positiva in passato, qualcuno è stato inserito nelle nostre imprese e sta lavorando. Quindi siamo positivi, insomma, ottimisti che qualcosa di buono si possa fare, e quindi sia da parte nostra risolviamo un problema perché riusciamo a trovare quella manodopera che oggi è veramente deficitaria. E dall'altro lato diamo una seconda possibilità a queste persone. E queste persone come vengono inquadrate? Intanto torneremo alla fase, diciamo, della formazione, ma una volta che entrano in un'azienda vengono qualificate, vengono assunte, vengono inquadrate con quello che è la loro professionalità. Certo, chiaro, sì. Poi ognuno di loro, mi ricordo che uno di questi che è venuto da noi aveva fatto il pittore, insomma, ognuno con la propria declinazione, poi insomma qualcuno non lo ha e allora lo formiamo dandoci le basi, i concetti base di una formazione professionalizzante, ma c'è anche qualcuno che magari proveniva dal mondo del lavoro, insomma, che aveva le basi. E voi trovate terreno fertile, mi riferisco evidentemente a chi si avvicina, poi chi viene scelto, selezionato. C'è voglia, c'è questa diciamo, propensione ad acquisire quelli che sono diciamo, le nozioni, ma anche la praticità, quindi partecipare attivamente a questo progetto? Oppure c'è un po' di resistenza, diffidenza? Parliamo del soggetto in particolare, certo, del progetto in particolare, del recupero dei detenuti. Sì, qualcuno ha effettivamente la voglia di imparare, di un riscatto sociale e di un reinserimento. Poi questo dipende tutto, noi mettiamo tutta la nostra professionalità a formare e cercare di inserire e orientare, poi dipende dal soggetto se ha la voglia di inserirsi. Oggi, come ha detto il Presidente Fresta, viviamo un momento storico dove le aziende hanno carenza, le aziende del settore edile che noi rappresentiamo hanno carenza di personale e abbiamo veramente difficoltà e tantissime richieste da parte dei nostri associati di personale qualificato. Perciò noi nei corsi che facciamo durante tutto l'anno didattico. Quanto durano questi corsi? Ma sono corsi che vanno da un minimo di 16 ore fino a 80 ore, dipende dal tipo di corso di formazione, quello base, poi c'è quello specializzante, i vari corsi di aggiornamento. Su questi soggetti noi dobbiamo prima capire se loro hanno avuto esperienze lavorative e possiamo fare un corso di aggiornamento, oppure dobbiamo partire dalla base, prima con la sicurezza e poi con le varie fasi lavorative. Ora proprio in questi giorni abbiamo avuto, dopo diversi contatti telefonici, una richiesta ufficiale dalla casa circondariale Bicocca, dal direttore dell'area educativa, dove ci chiedeva se eravamo disponibili ad creare un corso di formazione in loco, perché in questo caso sono detenuti presso la casa circondariale, e ci ha mandato un elenco di 9 detenuti che ora i nostri docenti andranno, stiamo diciamo a formare, diciamo, si va sul posto a formare. Stiamo affinando solo le tecniche di approccio con la casa circondariale, definire le date, però abbiamo già dato la nostra disponibilità. È abbastanza ampia la vostra disponibilità per il reinserimento dei detenuti nel mondo, nel sì, mondo perché del lavoro. Questa è la nostra missione dell'ente scuola, formare e orientare al lavoro sia in questo caso i detenuti, ma
ma anche il personale. Io di volevo ricerca. chiedere invece a Rosario Fresta, una volta che questo detenuto è formato, sconterà la sua pena e una volta inserito nel mondo del lavoro, lo inserite mentre è detenuto nel mondo del lavoro o altrimenti deve finire di scontare la pena? E la durata di questi contratti sono dei contratti a tempo indeterminato, dei contratti a tempo in base alle esigenze anche delle aziende che vi richiedono? Come funziona questo sistema? Allora, il tipo di contratto naturalmente dipende dall'azienda dove va a inserirsi. Per quanto riguarda invece, no, non è necessario che abbia scontato la pena. Addirittura abbiamo avuto un caso di due ragazzi che erano al carcere di Catania, hanno ottenuto l'autorizzazione, avevano l'obbligo di firma, gli arresti domiciliari, non ricordo, hanno avuto l'autorizzazione a trasferirsi in Sardegna, fanno la stessa cosa là, però dico, e scontano la pena, però il giorno lavorano e la sera insomma poi rientrano. Beh, insomma, diciamo che c'è tante buone intenzioni e tanta fatica anche, perché per portare avanti questi progetti, dicevamo prima, c'è bisogno di necessarie autorizzazioni, c'è una selezione da parte delle associazioni che lavorano a stretto contatto con i detenuti, è un lavoro certosino, lungo, attento. È un lavoro lungo e devo ringraziare le nostre imprese associate perché veramente fanno uno sforzo importante nell'approcciarsi, insomma, perché ripeto, è un messaggio sociale forte, la possibilità che danno di reinserimento, ma naturalmente ci vuole anche un impegno forte perché molte volte non è facile riuscire a inquadrare con determinate persone, però ripeto, è uno sforzo importante che anche noi facciamo insieme alle associazioni in questo senso. Allora, noi vi aspettiamo magari per raccontarci come è andato questo progetto, quante persone sono state formate, anche quei 9 detenuti che in questo momento andate a... Questo ora dovremmo capire se sono in fase di fine pena, se avranno l'autorizzazione da formati a lasciare la casa circondariale e venire in azienda. Questo ora stiamo definendo i dettagli perché proprio la richiesta è arrivata il 28. Noi ci proviamo. È importante, noi aspettiamo i risultati, adesso ci racconterete magari come sono finite, che tipo di epilogo hanno avuto, certamente positivo, ce lo auguriamo, per queste vostre iniziative. Grazie a voi. Rosario Fresta, che è il presidente dell'Associazione Nazionale Costruttori a Catania, e anche a Carmelo Belfiore, che invece si occupa dell'ente scuola edile, sempre a Catania. Ci dobbiamo fermare, altra sosta, ci ritroviamo fra pochissimo con un altro tema. Stavolta parleremo della centralità delle parrocchie, il recupero delle parrocchie. A fra pochissimo, restate con noi. Siamo di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia, adesso parliamo della Chiesa e il rapporto della Chiesa con i giovani e lo facciamo con padre Roberto Catalano, che è il parroco della Chiesa della parrocchia Cristo Re. Buongiorno. E poi con Carmelo Rizzo, che è aspirante diacono e anche insegnante. Buongiorno, grazie per aver accolto il nostro invito. Quello dei giovani, il rapporto dei giovani con la Chiesa è un tema tanto caro anche a Papa Francesco, che ha in qualche modo spinto, che spinge perché i giovani tornino ad essere protagonisti delle parrocchie e degli oratori, e quindi c'è una voglia di recuperare la centralità della parrocchia come una delle istituzioni per la formazione dei giovani, assieme alla famiglia, assieme alla scuola evidentemente, assieme anche alla società, perché in qualche modo arriva la formazione anche dalla società, purtroppo arriva anche da strumenti un po' più freddi che sono i device, diciamo la tecnologia che ci portiamo dietro. Io la prima osservazione la vorrei fare con padre Roberto Catalano, perché la sua è una parrocchia del centro della città di Catania, in Corso Italia, è una parrocchia che evidentemente affronta delle tematiche forse un po' diverse rispetto a quelle che ci possono essere in periferia, oppure così come in periferia anche al centro ci sono gli stessi problemi. Beh, i problemi sono sempre quelli, non è che cambiano. Innanzitutto grazie per averci invitati per questo momento. Dico, i problemi sono sempre quelli. Le tematiche oggi, vuoi o non vuoi, li devi affrontare. I tempi sono particolari, per questi tempi particolari dobbiamo un pochino
impegnare tutte le nostre energie. Certo, Corso Italia, parrocchia centrale, è anche una parrocchia di passaggio, ma questo non ci scoraggia. Le tematiche, le cose che vogliamo mettere in campo sono il rinnovamento, una chiesa giovane anche per i giovani, senza dimenticarci delle persone che hanno costruito le realtà che noi abbiamo ereditato. Con invece Carmelo Rizzo vorrei affrontare il tema del recupero dei giovani, no? Perché a un certo punto un po' tutti, almeno tutti noi, io almeno ho passato molto tempo in parrocchia all'oratorio, si andava a giocare a pallone, c'era l'incontro pomeridiano, c'erano poi i grest estivi, forse queste, diciamo, si sono un po' perse queste abitudini, oppure resistono, e fino a che età resistono questo tipo di abitudini? Perché poi i giovani si sganciano, esatto, e cercano magari il divertimento da altre parti, le comitive. Esatto. Il problema è questo, i ragazzi, è vero, non dobbiamo nasconderci. Dopo magari il catechismo, l'oratorio, poi incominciano a perdersi, incominciano ad allontanarsi. È vero, l'adolescenza è un periodo problematico per tutti. Io sono insegnante di scuola superiore e quindi vedo che i ragazzi che trattano l'istituto come la parrocchia, la trattano con sufficienza, come qualcosa legata ai bambini. È difficile spiegargli che è vero che magari ne sono stati trattati da bambini perché era quella la loro età, certo, del catechismo, dell'oratorio. Ma ora, diciamo, la Chiesa, l'istituto, come può essere la parrocchia, li deve seguire, li seguirà in altro modo. È difficile fargli capire che praticamente il linguaggio cambia e in qualche modo poi, arrivato a un certo punto, verranno trattati in modo diverso. La Chiesa, i miei studenti ad esempio, vedono la Chiesa come un luogo per bambini, per piccini oppure per anziani. In realtà non è così, la Chiesa invece è un luogo di formazione, di incontro, dove si impara veramente a relazionarsi. Quindi è qualcosa che va oltre, però è un passaggio difficile da scardinare nelle menti, nei ragionamenti, nelle logiche dei ragazzi di oggi, perché tutto è cambiato. Allora cosa bisogna fare? Come si può riportare i ragazzini adolescenti, oppure trattenerli, più che riportarli, trattenerli in parrocchia? No, trattenerli, sai, non fra sono, virgolette, no? Perché io sono uno di quei ragazzi, che è arrivato a un certo punto, verso i 20 anni, si è un po' allontanato. Però poi sai quella sete, quella fame che poi magari sai con l'allontanamento da un cibo, da un qualcosa che magari ti piaceva, no? Sai, senti la necessità magari di riassaggiarlo, e quindi poi mi sono riavvicinato e quindi arrivato a un certo punto ho scoperto, come dire, un mondo che non pensavo. Impensabile, esatto. E qui la stessa cosa, io dico ai ragazzi, probabilmente è giusto che facciano le loro esperienze, ma poi bisogna andarle a recuperare facendogli vedere il vero volto della Chiesa, il vero volto dell'istituto parrocchia. E allora questo vado veloce perché il tempo. Come facciamo a recuperarli? Come facciamo a ritrovarli? E soprattutto che tipo di iniziative avete in mente, state pensando, avete già fatto, continuerete a fare? Le iniziative sono diverse. Ad esempio, in parrocchia da noi abbiamo dei locali grandi, infiniti, però un po' disoccupati. Nella Chiesa non può esistere la disoccupazione. E allora innanzitutto adeguare gli spazi alle logiche odierne, punto primo. Punto secondo, svecchiare quella struttura come mentalità, perché se pensiamo all'oratorio come i ragazzi vanno lì, giocano a palla e poi vanno via, è un pochino semplice. Invece dobbiamo piano piano far capire la bellezza dei luoghi con linguaggi a passo coi tempi. Certo, oggi si parla col cellulare, con i mezzi di comunicazione. Allora si attivano i social, no? Si attivano i social, quindi
È bello vedere come la Chiesa si adegua ai tempi, tenendo presente che i principi sono sempre quelli. Cristo è lo stesso, ieri, oggi e sempre. Però adeguiamo il messaggio ai giorni d'oggi. Le iniziative sono state diverse, praticamente ci siamo resi conto che comunque c'è fame di cultura, di sapere. Questo, mentre venivamo qua, discutevamo proprio da dove è partita tutta la nostra voglia di queste iniziative. La voglia è partita da Biagio Conte. Chi ha conosciuto Biagio Conte sapeva che la sua frase tipica era quella del cambiamento, dove ci invitava tutti a cambiare questa società, perché non è così bella così come appare. E allora da questo cambiamento, da questa riflessione ho contattato un po' di tempo fa, abbiamo contattato Giovanni Caccamo. Lui insieme con Papa Francesco hanno fatto un documento, il manifesto del cambiamento, dove all'interno c'è proprio la lettera di Papa Francesco legata al cambiamento verso i giovani, c'è la lettera ai giovani. Da quell'invito, quindi al cambiamento, stiamo facendo una serie di iniziative. Una iniziativa appunto questa, il Stiamo cambiamento. vedendo la clip intanto probabilmente, Sì, una delle vostre sì. iniziative, no? Sì, questa è proprio partita da lì, ci ha invitato e abbiamo accolto il suo invito a fare qualcosa per i giovani, dare parole ai giovani. I giovani praticamente hanno bisogno di parlare soprattutto con chi possiede la cultura, cioè con i più anziani, con le radici, lui li chiama così, le radici della nostra cultura, l'esperienza. Devono dialogare. In questo dialogo ecco che noi ci mettiamo al servizio. Ad esempio abbiamo invitato molti giovani a questo evento che ci sarà sabato, giorno 2 alle ore 21, che è un omaggio a Battiato, perché proprio i giovani non conoscono la nostra cultura, quindi partiamo dalle cose magari più locali, eclatanti. Battiato è stata una delle figure più alte dal punto di vista culturale, spirituale, filosofico, musicale. E quindi incominciamo ai giovani a dargli in pasto questo cibo, così da poterli in qualche modo fargli assaporare cos'è veramente la cultura. Così come in questo periodo, giorno 16 sempre, faremo un'altra, che è sempre sabato 16 dicembre. Ci sarà una tavola rotonda dove si parlerà di pace. In questo periodo la televisione, i mezzi di comunicazione ci danno tante informazioni che sono sempre una dietro l'altra, queste comunicazioni. E purtroppo sono tutte pace. Comunicazioni di violenza, di guerra. Guerra, eccetera. Abbiamo pensato fare una specie di tavola rotonda, ma all'incontrario. Praticamente invitare persone che ci possono dare delle testimonianze. Testimonianze in positivo. In positivo, esatto. Giorno 16 dicembre ci sarà il prefetto, la dottoressa Librizzi, che ci racconterà proprio questo, le sue esperienze. E quindi l'invito, purtroppo dobbiamo andare a chiudere, l'invito è ai parrocchiani, ma non solo, ci arrivavo, di partecipare, di stare insieme a voi, di prendere, no? Di assorbire e portare a casa e poi elaborare per continuare questo tipo di interazione che può essere anche sui social, ma anche fisica, perché è importante quella fisica, la giusto? relazione, non dobbiamo perdere la relazione umana, che sono fondamentali, perché tutto quello che viene da questi strumenti è freddo. Sì, è freddo, perché c'è il rischio di essere amici con tutti, ma di fatto non siamo amici con nessuno. Allora, rimanere soli. E questo è un problema della società di oggi. Grazie. Potremmo parlare all'infinito di questi temi, però dobbiamo rispettare quelli che sono i nostri tempi. Grazie a Padre Roberto Catalano, che è il parroco di Cristo Re a Catania in Corso Italia. Grazie invece a Carmelo Rizzo, un aspirante diacono e anche insegnante. Cosa insegna? Allora, insegno matematica e fisica, in quanto sono un fisico, poi che in qualche modo ho avuto curiosità sia prima per la filosofia e poi per la teologia. E quindi sono qui a prestare un po' la tutte scienza, le mie... non solo, ma anche altri temi, la religione, no, è il sociale, un'evoluzione. Ho scoperto che è un'evoluzione, prima si nasce scettici, poi si passa alla filosofia e poi si raggiunge il tema superiore che è la teologia. Quindi questo abbiamo ripercorso tutto il cammino umano, non solo mio. Grazie a Carmelo Rizzo, ci fermiamo ancora, fra poco vi aspetto perché non abbiamo finito, adesso c'è l'almanacco e poi parleremo anche di stelle, c'entra poco con quello di cui abbiamo parlato fino adesso, però anche
anche quello chiaramente dobbiamo regalarlo e insomma girarlo a voi. Lo faremo come sempre con Marco Amato. A fra pochissimo. Il sedano è una verdura eccezionale consigliata in una dieta equilibrata. Le sostanze contenute, come flavonoidi e antiossidanti come la vitamina C, abbassano la pressione sanguigna, riducono il colesterolo e aiutano a contrastare la sindrome metabolica e lo stress. Il raffreddore non è causato dal freddo, ma sono le sue conseguenze a incidere. Le basse temperature riducono le riserve di muco che proteggono le vie respiratorie. Col freddo poi stiamo più al chiuso, dove l'aria è secca e la ventilazione è scarsa. Insomma, fattori che favoriscono la trasmissione di virus e batteri. Oggi parliamo del famosissimo piantare in asso. Questo modo di dire deriva addirittura dalla mitologia greca. Il mito è quello del Minotauro. Teseo abbandonò la moglie Arianna dopo la celebre impresa del filo, lasciandola da sola nell'isola greca di Nasso. La deformazione popolare ha trasformato lasciare in Nasso nell'attuale lasciare in asso. Abbiamo visto l'almanacco, adesso andiamo a vedere con Marco Amato cosa ci dicono le stelle per questa giornata. Buongiorno Marco, so che stamattina ci regalerai qualcosa su una delle stelle non solo del cinema ma anche del pop internazionale, un'artista poliedrica a 360 gradi. Assolutamente sì, Angelo, buongiorno a tutti voi. Ho scelto ancora un'altra signora dello Star System. Ieri abbiamo parlato della signora Ciccone, oggi un'altra leonessa, parliamo di Jennifer Lopez. Allora, poliedrica e bellissima, come hai detto tu, spazia dal cinema alla canzone, ha tantissime sue qualità recitative, canore, ma assolutamente sempre con quel brio solare che caratterizza le donne leone. Vi ricordo che il sole è il cuore pulsante dello zodiaco e che la luce è la regola a cui aspira ogni cosa. C'è un senso molto centrato sia dello spirito che rispetto all'agire nella materia. La cara Jennifer ha fatto ben 10 anni di assenza dal panorama musicale e tra l'altro ha in programma una nuova uscita e un tour molto interessante, visto che non solo uscirà un suo nuovo album ma anche un film documentario sulla sua vita, un po' come la tendenza oramai contemporanea di tante star che si raccontano e raccontano tramite anche la cinematografia in una specie di diario del loro excursus artistico. Ebbene, il titolo di questo album è This Is Me Now, assolutamente coerente con quella che è la natura leonina. Questa sono io, il leone è il segno dell'io. Ma perché Now? È un album gemello, perché si riallaccia a un vecchissimo suo successo che invece era titolato This Is Me. Ecco, come un abbraccio temporale, Jennifer vuole chiudere un cerchio ed è assolutamente la motivazione leone che dopo essere stati in panchina per molto tempo stanno riprendendo un po' le logiche del loro protagonismo. Un leone che ha di nuovo voglia di brillare. Ma diamo intanto uno sguardo alle stelle. La luna oggi passerà dai gemelli, che ci ha tanto emozionato con la sua pienezza, al dolcissimo cancro, quindi vive segni d'acqua oggi, pesci, cancro e Scorpione sono i protagonisti della giornata. Una luna in cancro potentissima, è la configurazione della luna più potente dello zodiaco, quindi via i sentimenti, via la permeabilità emozionale, fantasia e voglia assolutamente di mutare in una nuova fase di assetto interiore e sentimentale. Chiaramente, se va bene i segni d'acqua, i fuoco sono più in difficoltà, infatti il leone avrà dei ripensamenti, mentre invece l'ariete trova qualche ostacolo proprio in tutto ciò che sono le estensioni del proprio io, quindi un ariete che deve andare un pochino piano, suo malgrado. Sagittario è una luna che non ti parla, quindi un po' vorresti avere un feed di quello che pensa il partner o qualcos'altro. I terra sono
compatibili invece, perché al Toro questa carezza lunare fa piacere visto che rimette a posto le cose in amore, mentre invece alla Vergine dà un assist in senso amicale o di gruppo o societario per degli affari che deve concludere. Chiaramente se la Luna è in Cancro è opposta ai Capricorno, quindi oggi i Capricorno sono un pochino più tutti da disinnescare, attenzione. Poi continuiamo con l'Aria e finiamo con essi, Gemelli, Bilancia e Acquario. Sono chiaramente il segno zodiacale dell'Acquario, segno della fantasia, si trova ottimamente con questa configurazione lunare, perché sogno e sonno sono le uniche dimensioni in cui i valori Cancro e i valori Acquario si incontrano, quindi benissimo. Gemelli è una luna che parla di oggettività, di affari, di soldi, quindi aggiustate un pochettino le finanze, mentre invece Bilancia è una luna di quadratura, quindi è il segno che ha maggiore difficoltà con questa luna e deve elaborare anche situazioni che piacciono poco a quell'elegante segno zodiacale della Bilancia. E detto questo vi auguro una splendida giornata. Buongiorno Sicilia, ciao Angelo. Ciao, grazie Marco, buon caffè, una tazzina particolare anche oggi, non ne abbiamo parlato, però recupereremo certamente negli altri giorni. Vado da Emanuela, hai una pillolina dai giornali? Sì, forse la pillolina ci vuole, perché a Natale doppio picco con l'influenza, un altro tipo di pillolina. Mamma mia. No, ma si parla anche di Covid, perché i dati sono sottostimati. C'è questa intervista sulla Stampa a Gianni Rezza, dati sottostimati, il Covid rialza la testa. A Natale doppio picco appunto con l'influenza, parla l'ex direttore della prevenzione al Ministero. Sarò impopolare, già lui mette le mani avanti, soprattutto quando si parla di Covid, ma ai fragili consiglio la mascherina. Ci sono 44.000, quasi 45.000 nuovi casi di Covid in Italia tra il 16 e il 22 novembre. C'è un più 31% soltanto in una settimana e poi 235 purtroppo i decessi registrati nello stesso periodo. Grazie Emanuela. Adesso vediamo un po' cosa è successo il 29 novembre in questa giornata. Andiamo al 1899, nasce il Barcellona Football Club, una delle squadre di calcio più prestigiose. Questa è una prima, foto d'epoca. La sua storia è segnata da un lungo elenco di trionfi, tra cui 22 scudetti e 2 titoli mondiali. Il 29 novembre del 1906 segna anche la nascita della casa automobilistica Lancia, fondata con un capitale iniziale di appena 100.000 lire, che però all'epoca avevano un valore soldi, sicuramente superiore a quello che conosciamo noi. Il loro primo modello innovativo fu la Lambda, un'auto all'avanguardia per l'epoca. È questa qua che vediamo in questa foto, non so se te la ricordi. No, io non la ricordo, è difficile che la possa ricordare. Poi era sempre il 29 novembre, ma del 1947, quando l'ONU stabilì il piano di spartizione della Palestina, dando origine allo Stato di Israele assieme ad uno Stato arabo. Questa decisione fu il primo passo di una crisi politica che purtroppo è umanitaria, che purtroppo conosciamo bene, che è ancora oggi irrisolta. E qui vediamo appunto l'evoluzione di quest'area geografica nel Medio Oriente. Il 29 novembre del 1954 chiude Ellis Island, il principale punto di immigrazione del porto di New York. Fu il primo contatto con l'America per milioni di emigranti in cerca di fortuna, compresi anche tanti italiani. Una ventina di anni dopo, il 29 novembre del 1975, avviene il battesimo di Microsoft. Per la prima volta Bill Gates usa il nome per l'appunto Microsoft da microcomputer software. Questo è da dove nasce questo nome, in una lettera indirizzata a Paul Allen. Il resto poi è comunque storia. Il 29 novembre del 1986 moriva invece Cary Grant. Lo sguardo più seducente del grande schermo è proprio il suo, fonte di ispirazione per lo scrittore Ian Fleming, che a lui guardò nel delineare il personaggio poi famosissimo di James Bond. Nato a Bristol, fu stroncato da un malore mentre stava per andare in scena a teatro. Arriviamo al 2010, pensate che il 29 novembre di quell'anno
un elettricista rivela di essere stato in possesso di 271 tele di Pablo Picasso ed è lui l'uomo in questione. Era stato il pittore in persona ad avergliele regalate quando aveva installato i sistemi di allarme antifurto. Mamma mia, un patrimonio inestimabile. Per concludere, oggi ricordiamo George Harrison, eccola qui la sua foto, uno dei leggendari membri dei Beatles, conosciuto come The Quiet One, cioè il tranquillo. È nato a Liverpool, scomparso poi a Los Angeles il 29 novembre del 2001. Nel 2011, a 10 anni dalla sua scomparsa, gli era stato dedicato un documentario dal grande regista Martin Scorsese. La sua canzone Something, qualcosa, è stata poi reinterpretata da oltre 150 artisti, diventando il secondo brano dei Beatles con più cover dopo Yesterday. Ascoltiamo adesso l'interpretazione di Elvis Presley, Something. Grazie Emanuela. Grazie Angelo, buongiorno a tutti. A domani con